diversi ma simili, yeah, yeah. Diversi ma simili, yeah, yeah. Diversi ma simili, yeah, yeah. E buonasera a tutti, ben ritrovati, ci siamo finalmente dopo 2 settimane di assenza. Ritorniamo nel nostro studio con una nuova puntata, la penultima puntata di Akumacca. Vado a dare subito la buona serata a tutti coloro che in questo momento, come sempre, ci guardano sul canale 75 del Digitale Terrestre. Buonasera a voi che, come sempre, invece ci state ascoltando in radio, magari siete in giro per la nostra bellissima città. Buonasera a chi ci segue tramite le nostre applicazioni. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, scaricatela, basta scrivere Bella Radio e ci portate sempre insieme a voi. E buonasera ovviamente a tutti i nostri amici di TikTok, li ho riservati all'ultimo perché sono proprio coloro con la quale noi questa sera avremo il contatto diretto. Vado a dare il benvenuto ai nostri ospiti fissi, ovvero Rocco, buonasera. Buonasera. Lidia, buonasera. Buonasera, sei attiva Lidia? Mo controlliamo, ok? Ridai. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera alla nostra Iole. Come fate a spegnere il microfono a me? E questa sera, grande sorpresa, perché già in tanti eravate in diretta con noi su TikTok e commentavate, salutando, già domandando, insomma, avendo anche qualche domandina. Diamo la buona serata ad Umberto. Ciao buonasera, Umberto. Mary, buonasera a tutta Bella Radio e agli ospiti. Benvenuto anche a te, benvenuti anche a voi Giampiero e Irene. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera a voi. Allora, si prevede una bella puntata scoppiettante. Come dico sempre, per tutti coloro che vogliono entrare in contatto con noi, esprimere il proprio pensiero, perché poi insomma alla fine vorremmo un po' capire anche quello che il pubblico pensa, potete direttamente entrare su TikTok, scrivere i vostri commenti, perché noi abbiamo tutti i nostri telefonini davanti, in modo che così possiamo leggervi e possiamo capire anche quello che voi pensate di quello che è successo. Anche perché abbiamo destra e sinistra, anche se in questo caso i ragazzi dovrebbero essere da questo lato, giusto, dal lato destro, però insomma per comodità li abbiamo messi dal lato sinistro. C'è stato un po' un astio tra quello che è Rocco, Lidia, Umberto e i ragazzi. Io vorrei capire per quale motivo, insomma, perché nasce tutto quest'astio. Lidia, tu cosa vuoi dire? Vuoi dire qualcosa? Allora, se volete sapere il motivo, già i ragazzi lo sanno, tutto nasce qualche mese fa, l'allontanamento di Umberto, perché aveva deciso lui stesso di allontanarsi, ma nessuno gli ha detto nulla che non lo potesse fare, attenzione. E là sono nati dei disdigui, una dice una cosa, una ne dice un'altra. Dimmi Umberto, puoi rispondere, certo. Puoi entrare e subentrare subito. Anche voi ragazzi, il bello della diretta è proprio questo, che ognuno esprime il suo pensiero. Rocco, oggi sei troppo silenzioso, Te lo sto a dire, sei troppo Sono stato tirato qua dentro. Sei stato tirato, vabbè. Allora, Io, se mi permetti Mary, credo che il motivo di tutto sostanzialmente sia che TikTok, vuoi o non vuoi, purtroppo ti risulti in una realtà parallela, ok? Che a tratti sembra la vita vera, però non lo è. Resta un social che dovrebbe essere disattivato a comando. E stasera sono qua proprio per disattivare tutto quello che di negativo abbiamo portato sul social. quindi diciamo che questa sera, piuttosto che cioè, a parte un confronto, ci sarà anche, volete una pace? Fatemi una. Allora, io sì, nel senso, non una pace che io domani vado a mangiare la pizza con Umberto, perché quello che c'è stato non si può tornare indietro, e io già l'avevo detto, e lui, penso che sono stata corretta, sono sempre stata corretta. Però è anche vero che io stasera faccio venire Umberto qua per Giampiero, perché lui ha tentato tante volte avere un confronto con Giampiero. Giampiero non l'ha mai dato a nessuno, ragazzi, attenzione, non l'ha mai dato a nessuno. Solo che Giampiero, ti dico una cosa, Giampiero mi ha sempre detto: Lidia, pimmi a sto russo non è tinto, scusa se dico la frase, ma è dare quanzi, perché poi ci pare che io ho durire. Pimmi è buono, però certe volte è così. Io gliel'ho detto anche a lui. Ok, a posto. Gliel'ho detto, per me tu non sei un ragazzo cattivo, gliel'ho detto sempre anche a Lidia, però spesso tu non colleghi il cervello alle lingue quando parli. E vorrei capire anche noi siamo disposti a una tregua. Si fa prendere dall'istinto, in quel momento è nervoso e fa, non capendo che può perdere veramente la stima che la gente ha di lui, oppure cioè, almeno secondo me. Io te l'ho detto ieri, te lo ripeto oggi davanti a tutti quanti, anche davanti a Lidia. Il mio discorso è che io purtroppo all'amicizia tengo tantissimo, e quando vedo che magari
in qualche modo, no, si raffredda senza un reale motivo, per me mi occhia, poi magari dietro c'era un motivo che io ho saputo solo ieri e che per me era un'incomprensione. In quel momento io ci resto malissimo, perché io nell'amicizia ci credo tanto. Possiamo sapere qual è questo motivo? Se sono state altre persone messe no. Cioè, Il nostro motivo è stato che dobbiamo capire, no, per fare capire anche a tutti. Che noi l'abbiamo bloccato sui social. Senza chiarimento. No, voglio dire una cosa, giusto? Tu lo devi dire, l'hai bloccato per me? Sono stata io a dirvi a voi di allontanare questo ragazzo? Io l'ho bloccato. Ok, no, perché... Ma non l'ha mai detto nessuno, Lidia? No. No. L'hai detto non pure che tu una l'hai volta. comandato, aspetta, non che tu gli abbia detto di bloccarmi, ma che a causa del nostro litigio, nella situazione in cui erano loro, tra me e te, ovviamente hanno scelto la vostra amicizia. Ma il vostro litigio perché nasce? Ascoltami, nella nostra, non ti sto scherzando, non esiste, per me non esiste perché tu sia amico rodizio o non mi puoi salutare o non vuoi salutare, non esiste nella mia testa. Se io ho messo una tregua con i ragazzi, l'ho messa, ma non erano stati mai amici me, capito? Perciò non è che io mi sono allontanata da loro perché io sono amica da loro, no, perché è iniziato una tregua, cioè un ammazzamento nel TikTok, io mai l'hai visto, 2 volte, perdonami, Siracusa e una volta da The Brand, ma non sono amici miei. Ok? Ma se fossero stati amici miei, e non ti sto scherzando, dei ragazzi morti di fame. No, parliamo di noi. No, te lo dico, infatti non sto attaccando. Non è che dobbiamo parlare male di loro. Ma non esiste, per farti capire. Se sento parlare male blocco, quindi per farti capire. Se tu dici io non è che bisogna mica con Giampiero e Irene io mi allontano a Riddi, no, perché quando io l'ho conosciuti io parlavo sia con Irene, ma stiamo parlando della Giampiero. nostra situazione. E questo ti voglio dire, io non potrei mai, cioè se loro l'hanno fatto. Non ho detto che tu gliel'hai detto, io ho detto che magari si sono sentiti un attimino in una situazione. Se fanno una cosa se vai a questa, vedere la cioè, nostra chat, io già te lo dico, se tu ti avvicini a determinate persone, io ti blocco. Cioè, se tu vai a vedere la chat e ce l'hai sto messaggio, ma ti blocco perché comunque ne abbiamo parlato male insieme, sia su social però parliamo, che in privato. Cioè, evitiamo di... No, vabbè. Anche perché Irene mi blocca, Irene mi blocca per un discorso di un video frainteso che lei pensava che era riferito a voi. No, io sono sicura che per noi è diversa la cosa. È che a differenza, io se faccio un video contro di te, io te lo dico, è per te il video, perché non mi posso nascondere e dire no, non lo so. Io so che quel video era riferito a noi, perché qua dentro l'unico campione, chiamato campione, siamo il Giampiero Di Mari. Ma io i leader sta a nome, non è che non sono nessun campione. Ma no da ora, già da quest'estate che noi lo chiamiamo così. Anzi, onestamente è stato Rocco quando abbiamo fatto quel video che gli hai fatto salire il profilo che gli avevano bloccato, gli dice che stiamo come campioni. È cominciato dall'estate questa cosa. Quindi vedendo un profilo nuovo aperto alle 2 di pomeriggio, l'indomani alle 4 avevo 9.000 follower, manco 24 ore. E lui gli ha fatto e gli ho il detto duetto. sei un campione. Ecco, da là nasce la parola campione. A me questa cosa me l'ha raccontata Rocco una volta, fatti una live su Giampiero che sale di 8.000 cristiani raccogliere cindanura come fece con me. Ma il discorso cambiò, io sta live non l'ho mai vista. Live è un video. E io non l'ho mai visto sto video, Lidia, seriamente, veramente. Cioè, sì, però Lidia ha fatto anche ne parliamo sempre il mio campione, cioè li ha fatti, ma comunque uno deve avere anche il coraggio di tirare la pietra e dire l'ho tirata io. Questa cosa del blocco lui l'ha presa troppo male, perché penso che comunque fondamentalmente è un bravo ragazzo. Ma forse perché comunque sui social oggigiorno si vive e quindi il blocco è come un non ti voglio più nella mia vita. Sì, è come un'espulsione, perché oggi c'è questa cosa di bloccare. Il fatto che lei blocca non perché forse ci fanno malo sanguido. Io sono la ragazza dei blocchi. Che io ci dico sempre, io blocco, perché blocchi i cristiani? Se io non ti voglio vedere, io ti blocco. Ma anche forse non vuole vedere lui, ma non vuole vedere qualcun altro e blocca perché in quel momento se la fa con lui. Attenzione. Io nel mio social voglio vedere quello che io voglio vedere, non voglio stare male guardando un social. Quindi se io quella persona non la voglio neanche guardare, io direttamente. Me la dice la verità, a me non mi volevi vedere più. Sinceramente. No, allora il problema è che tu non hai capito che da ogni tua azione si sviluppa automaticamente una conseguenza e tu arrivi a perdere le persone che possono cominciare a stimarti perché tu utilizzi l'istinto, quell'istinto che non ti fa frenare la lingua, ma poi da lì tutto quello che hai combinato. La mia domanda era diversa. No, se tu non ti fossi comportato bene, no.
Cioè a me c'è tutto il divertimento nelle live, tutto a me piaceva tantissimo, a me piaceva vederti sorridere. Comunque dal blocco poi lui ha cominciato ad accanirsi con noi, ma senza ricevere mai un riscontro, perché io mi criticano, mi attaccano, ma io non rispondo mai perché sono così. Ma forse perché voleva il chiarimento. No, ti spiego, io mi sono ritrovato, mi hanno girato un video su uno e mi sono ritrovato bloccato da Giampiero, ho scoperto che Giampiero mi essere bloccato, non lo sapevo prima gli mando un messaggio in privato a cui lui non mi risponde quella sera, no? Mi risponde l'indomani. Ma io preso dalla delusione che lui mi avesse bloccato. Ma voi prima eravate amici, quindi, certo, giusto? Prima amici, di tutta questa siamo conosciuti quest'estate. Stava nascendo una bella amicizia. Una conoscenza. Per me stava nascendo un'amicizia. Perché io ci dicevo sempre. È iniziata una conoscenza. Io gli dicevo sempre, io mi prego, quando tu mi chiami, ci siamo conosciuti che mi attaccavano social, così ci siamo conosciuti. Ma tutti così si conoscono oggigiorno, non vi preoccupate. Quindi è nata questa amicizia, da lì ci fu questa battibecco. Tu fosti bloccato, scopristi che lui ti bloccò. Esatto. E lì la sera siamo in live. Dopo averlo contattato su WhatsApp, non mi ha dato risposta perché mi ha detto che voleva pensare, diciamo, a come spiegarmelo il blocco. E sono passato. Io mi macchianavo sangue da testa perché non mi rispondevo e ci disse che era io ho detto una parola pesante di cui oggi mi scuso perché non c'è vergogna a scusarsi. No, scusarsi invece rende molto maturi, bisogna sempre ammettere quando si sbaglia. E io mi scuso della frase che dissi dell'elastico. No, perché praticamente Comuricuno non è nomo. Però non l'avevi scritto manco un deputato. Praticamente da che io ero un padre, un marito esemplare, sono diventato vabbè, ma non ti tocco però come papà o come quello, non lo farei mai, neanche come marito. Io ti ho detto, siccome non mi hai dato il confronto quando ti ho cercato in privato, mi hai risposto, mi hai mandato un messaggio di sera, eravamo a casa della possibilmente, io ti volevo rispondere dopo da solo con calma. Il messaggio, ma dire poi dopo ti rispondo. Ma non c'è bisogno di attaccare subito. Anche ieri per esempio abbiamo avuto questa un'ora e passa di telefonata. Io come minimo mi aspetto che tu quel video che hai fatto dopo il chiarimento lo vai a togliere, come minimo. O no? O stai sbagliando? Cioè perché hai capito che non lo sapevamo alla fine. Sì, perché alla fine ora ne approfitto. Che non mi hai creduto. Ora aspetta, ora ne approfitto. Lui non toglie i video. Lui non li toglie i video perché ha avuto un battibecco con me e non l'ha mai tolto quel video. Ma allora mi fai pensare che è solo per le visualizzazioni. No, ma i tempi di una persona. Aspetta, Yolanda, occhio perché prenderesti magari, ripeto, qualche altro personaggio che all'epoca ci fu e non il bianco. Non ti preoccupare, allora io occhio, no, allora ascoltami. Quando sei pulita le cose le devi dire sempre. Sì, ma all'epoca ti ricordi che è stato un fraintendimento? Sì, è stato un però come ha detto lei, il video non l'hai mai tolto. Io ho detto a me non lo toglie. Sì, ma a me mi hanno insegnato che i video non vanno tolti. No. Privato, se tu ti chiarisci. Allora, forse, non togliere il video ci può stare, però poi andare a fare un video di chiarimento dove comunque si spiega che i video restano, in modo perché comunque dobbiamo anche mettere in considerazione che i social sono seguiti anche dai bambini, vengono molto seguiti e venite, essendo dei personaggi che comunque sono seguiti, venite presi come esempio. Quindi sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Quindi in certi casi, c'è stato questo litigio, però oggi voglio dire che comunque è tutto a posto, il video è lì, la storia la sapete tutti, quindi voglio dire che tra me e loro non c'è più niente. Dai bambini è un altro motivo per cui io non voglio fare guerre nei social. Se mi permetti, Mary, a proposito del video di ieri, perché poi sono per la verità, no? Il produttore del video stamattina mi ha fatto sapere da terze parti che comunque veramente loro non erano a corrente che io stessi in quella zona, eccetera. Io ieri gli avevo mandato e lo ha detto anche Lidia ieri. Te lo giuro, che io volevo salire non per acchiapparmi. E io gli volevo spiegare veramente come era andata perché io so dove sta lui, no? Comunque tu sapevi dove sta io. Quando loro hanno girato il video e poi sono venuti la sera a casa mia, voi dovevate vedere la faccia di Giampiero. Allora, la faccia di Giampiero quando aspettate, spieghiamo bene tutto perché altrimenti ci si confonde. No, l'abbiamo capito che io una cosa che volevo completare, io ho detto nel momento in cui Lidia e Dario ti dicono che io abito là, ho detto ieri sera a lui, fammi in coppia telefono, ti sai un betto, vedi che non lo sapevo, ho girato il video sotto casa, vedi che non è una frecciatina nei tuoi confronti, io all'uscita avrei saputo la cosa e non ci sarebbe stato accanimento. Esatto. Sì, ma se già non ci parliamo, io che lo devo chiamare perché sono in un'altra terrazza di una casa di fronte, neanche lo sapevo, cioè non è neanche il suo palazzo, io devo andare a giustificare delle mie azioni, delle mie cose. Diciamo che forse la motivazione è che essendoci questo
battibecco fra voi, ogni minima cosa sia da una parte che dall'altra. E allora viene avremmo intrapresa dovuto così. chiamarci sempre quando c'era un'incomprensione, Brava. cosa che non c'è mai stato. Allora, anche perché io sai quanti video ho tolto perché sapevo che quel video possibilmente ne ho messi nei privati, perché è giusto che nel momento in cui io sto vedendo che sto sbagliando, quel video l'ho tolto. Cosa mi fa capire? Che dopo un'ora di conversazione dove cerchiamo di trovare comunque una soluzione e tu non mi cancelli il video, allora dico ok, l'ennesima persona che per visualizzazioni ha dovuto attaccare Irene e Giampiero. Io quello arrivo a pensare. Mette la faccia in quello che dice. Anche togliendo questo, il video si spaventava magari di una reazione. I suoi follower che lo attaccavano. No, questo no, perché oggi mi hanno detto tutti quanti non ci andare, perché si era capito che io dovessi venire qua. Tutti quanti non ci andare, è una trappola, eccetera, eccetera. Io ho risposto in live. Ma trappola aspetta. Sì, no, io ho risposto, io sono responsabile delle mie azioni. Da 15 anni a 37 anni, per 22 anni ho sempre scelto la mia strada con la mia testa. Se io reputo che si debba è giusto mettere un punto, io vengo in radio, metto in punto, magari che se ne vanno tutti i follower, io posso anche chiudere il profilo, cosa che volevo fare se non c'era il chiarimento, e andare via. Ma non c'entra, perché i follower se ti piace, no, ma a prescindere se i follower lo seguono perché gli piace Umberto, non ci piace Umberto per chi si ammazza a cui Lidia, o per chi si ammazza a cui Irene, o per chi si ammazza a cui Rocco. I follower ci hanno piaciuto Umberto, infatti quello che io ho cercato di dire in questi mesi, dicendoci Umberto devi portare contenuti tuoi, perché dopo che tu ti ammazzi con me a pagare i follower, non l'immagine che si sciarino. Vabbè, Lidia, chiedo scusa, ma i miei contenuti sono quelli tuoi, frecciatini. Ma quali frecciatini? Live che pare di mia, cioè non è che finora. Ma come io parlo di Dia? Ma non hai parato di Dia? Ma tu hai sentito mai? No, ma tu mi devi dire, io ti scarico tutte le live, mi devi dire una volta quando io nomino il tuo nome. Fino a ieri quando chiamai di Birichino, che c'è stata qualcuno che voleva pungerci Birichino, cioè chiamai apposta. Birichino, ascoltami. È successo perché io di Umberto, devo dire la verità, non posso dire di no, di Umberto, essendo che non mi parlo con quella persona, l'avrei presa come frecciatina. Io l'ho pigliato Caruso perché io palazzo di faccio Umberto e tu Caruso fa pensare che certo, ci può stare. Ci può stare, ok. Però nel momento che io gli voglio spiegare a Umberto, io ci ho giurato sulla vita dei miei figli, Lidia, io gli ho giurato sulla vita dei miei figli, in quel momento risti ragazzi, io ve lo giuro, io ho iniziato a ridere quando io ho visto che loro hanno girato il video là sopra che nella mia casa Sira e ma è normale che viene da ci siamo rimasti quando ho detto quello era bianco sbiancato, mi dissi non ci credo. Ma io le persone dicono di rifare video, cioè che ci sono di pigliare a rifare un video, non è che ci sono. Ma infatti io ieri quando l'ho visto in live che era nervoso, ho detto io ci devo entrare, glielo devo spiegare, perché veramente vederlo ormai in ogni live così non diventa più bello, anche perché veramente appunto i tuoi follower, qualsiasi cosa tu farai o chiederai scusa o sbaglierai, ti seguiranno ovunque, perché sono persone che tu piaci così, tu alla ma gente poi io devo essere piacere. io, non devo essere quello che vuole la gente. Bravi, ecco, questo non te lo devi mai dimenticare. E tu dentro di te ieri non hai pensato che era giusto levare un video? Sì, e ti dico la verità, sono andato in confusione, non sapevo cosa fare. E io ero sicuro che voi l'aveste visto il. No, noi dopo l'abbiamo visto, io dopo ho scoperto del video. Tu a levare questo video e a fare la voce pazzi Irene. Aspetta, ma io faccio. Ne mettiamo la pace. No. Ora siamo nominare un attimo perché poi sembra che una. No, aspetta, quella è una discussione tu. No, ma lo sai con me prima che poi si. No, vabbè, uno è a posto. Okay. Poi. Solo quello. Rocco, vogliamo sapere Rocco perché sa che ha poco un becco, posso dire questo? Allora. No, ma perché comunque stasera è bello anche avere tutti i chiarimenti in modo che così, raga, è finito dopo quel Natale. Fondamentalmente riuniamo la famiglia. Aspetta, possiamo finire. Ok, possiamo sapere della Rocco. Tra me e Umberto la nostra lite è andata oltre il social. Caide volessero ancora ripetuta i follower, i rullo, ma noi abbiamo chiuso tutto lì e non c'è più niente, anzi io mi pigliai che ho sai questa discussione con Umberto, sai perché? Perché domenica quando siamo stati tutti a Siracusa a mangiare Maurizio, nella 27? villa di Maurizio, Caruso avevano arrestato l'ultimo cotolette e si mangiavo io e poi l'indomani mi viste che cangiavo un gruppo, no dopo ci volevo fare le cotolette e poi ti hai girato la faccia che l'ultimo cannolo c'era, si mangiavano le cotolette e il cannolo e poi il lunedì mi dissero sai perché Umberto passavo stiamo a fare la vera allora Umberto. Vedi che siamo stati alla vostra serata insieme.
A me ogni altro dicono ho mangiato 3 mesi ne Samantha. Appunto. Sempre io mangiavo 3 mesi. Ma come ne mangiavo 3 mesi, Rocco? Mi regalai Audi, magari io. Prima mi faccio una auto 200 kg e poi mi faccio scutare l'Audi. Ignorante. Come figlio Giampiero. Prima mangiavo per 3 mesi a casa Samantha, sallepavo, a De Carusi, sui prosciugavo e poi ci ho detto l'Audi. L'Audi, la Panda. No. Comunque giusto perché secondo me è anche un buon atto dovuto, giusto oltre che voluto, io mi alzo per dare la mano a Rocco. Bello, mettetevi al centro del palco, al centro. Aspetta. Al centro. Queste sono le cose belle che si devono riprendere bene. Queste sono le avete cose voglia belle. di parare nei rullo, nelle cose. Siamo andati oltre, basta, non c'è nulla. E ovviamente questa è la vita reale, basta più. E Sicuramente verremo criticate, sia io che io. A Ma non c'è prescindere. niente, Ma non c'è ragazzi. Ma allora, niente, ragazzi, non dovevo andare aspettate. E ovviamente voglio dare la mano a Lidia, non l'abbraccio perché non l'ho mai fatto, non mi No, permetto. voglio dire una cosa, le Non te lo permetto io di critiche abbracciare. è una brutta cosa quando le critiche vengono esposte per una pace. Le critiche dovrebbero essere dette quando si hanno litigi e non quando si fa la pace. Quando si fa la pace si dovrebbe anzi essere felici, perché l'esempio che si deve dare è il chiarimento sempre, a prescindere da ogni cosa. E questo è un bel esempio che stiamo dando e siamo contenti che tutti quanti stanno assistendo a questa cosa. Visto che qui si parla di cibo non cibo, i ragazzi hanno realizzato il brano, giusto? Quel sorrisino, Irene, perché? No, Perché si vergogna. Si No, vergogna. no. No, si vergogna. Non credo proprio che sia un tipo che No, io l'ho fatta cantare una mia serata. 2 volte. E allora ora alzati che parli davanti a tutto il pubblico e di bella. Forza! Ragazzi, andiamo ad ascoltare proprio il loro brano, lo presentiamo ufficialmente anche qui su Bella Radio e su Bella TV, Adesso centro del palco. L'ultimo. Penso no? che già l'hai ribadito, no? Che il titolo non è riferito perché Umberto qui non c'entra niente. No, allora Ne la parliamo canzone. dopo, prima la cantiamo Te lo così giuro tutti sui miei sentono. figli. Ne già parliamo lo sapevo. dopo, vieni qua. Uno Dove glielo ci diamo mettiamo? al centro del palco. Centro del palco, ragazzi, Girate. girati verso di là. Sì, Le telecamere sì, sono tranquilla. là. Vai. Vai. Posso svelare? A stupare? Dopo. No, tranquilli. Sì. Giratevi verso le telecamere, dai. Piero Sala. Tu sei peggio di Giuda, ma che pena che mi fai. Di te io mi fidavo, vali meno di 2 like. Gli amici veri restano anche se sono nei guai. Ma tu non hai le palle, sei un amico a fatti tuoi. Tu sei peggio di Giuda, dimmi almeno come fai. Proprio questo da te io non me l'aspettavo mai. Tradisci veri amici, che pezzo di infame sei. Non voglio più vedere te davanti agli occhi miei. Sembra quasi come un film, quanti attori ci sono qui. Mentre mi fido di te, qualcuno mi dice che controlla bene quei phone. Sta girando su TikTok, quello che credevi amico, vedi che ora ti ha tradito. Non mi meraviglio più, se l'hai fatto pure tu. Meglio che restiamo soli, che in questa finta tribù. Quella braccia più fake, sul muretto della street. È come se il Barcellona abbracciasse il Real Madrid. Tu sei peggio di Giuda, ma che pena che mi fai. Di te io mi fidavo, vali meno di 2 like. Gli amici veri restano anche se sono nei guai. Ma tu non hai le palle, sei un'amica a fatti tuoi. Tu sei peggio di Giuda, dimmi almeno come fai. Proprio questo da te io non me lo aspettavo mai. Tradisci veri amici, che pezzo di infame sei. Non voglio più vedere te davanti agli occhi miei. Dicevi che ero della famiglia, perché un amico lo sa ti somiglia. Ti ho raccontato tutti i segreti, che bravo contro di me tu li hai usati. Da oggi in posto ero sugli attenti, meglio gli estranei che amici e parenti. Forse così non ci resto male, è più fedele di quel che il mio cane. Scrivo 2 rime su questo beat e diventa subito una hit. Sentilo bene questo pezzo trap e vedi perché da noi c'è grande cap. Proprio questo da te io non me lo aspettavo mai. Tu sei peggio di Giuda, ma che pena che mi fai. Di te io mi fidavo, vali meno di 2 like. Gli amici veri restano anche se sono nei guai. Ma tu non hai le palle, sei
Allora, è caduto il telefono, ok? Ed è uscito. Ritornate qua, prendi il telefono. Sei tu. Vieni. Sei in una live, lo ti do. E allora, noi adesso ci fermiamo per un solo istante. Aspettate, andiamo in pausa. Piccolo consiglio, ringraziamo e salutiamo tutti i nostri sponsor e ritorniamo tra pochissimo. Rimanete con noi. Diciamo per potersi. Vai, andate. Faccio un video. Io ti consiglio, cioè se non è un è in live la zia Irene. Allora, più un live di così in diretta televisiva, radiofonica. Allora vi spiego, è cominciato tutto con un video. Mia zia ha una parola, è iniziato con un video, deve terminare con un video. Io finisco, io non attacco, cioè non ma ho... loro lo dicono perché loro non gli è mai interessato, cioè l'attacco alla zia e la zia e loro sono cioè, loro. Noi siamo, il problema è che dopo la zia siamo state attaccate anche noi, quindi sempre noi veniamo toccati in ogni cosa. Arriva un punto che poi dici, cioè basta. Ma insomma, comunque se qualcuno ha registrato queste scuse, prendetelo così, insomma, ce l'abbiamo, perché credo che questo sia ancora più bello di un video. Fondamentalmente l'ha fatto in diretta. Se l'ha fatto in diretta non gli viene male. Noi ci mettiamo anche nei suoi panni perché giustamente si sentirà un po', non so cosa devo fare. Ma perché qua gli è venuto spontaneo, cioè l'ha fatto lui di spontaneità, non ha chiesto nessuno, invece il video magari... Ma io credo che lui sia questo. Certo, il problema è che in questi mesi ha mostrato un Umberto che secondo me non gli appartiene neanche. Noi l'abbiamo conosciuto sorridente, ma guarda. Io sono stata la prima a mettergli segui, sottolineo, sono andata contro tutti. Però così sembra che io tipo da un giorno all'altro sia impazzito. Ci sono state delle cose, cioè, azione, reazione, non è che un Betto è pazzo. È giusto dire tutto, no? È giusto. Tu ti sei svegliato, no, puoi ripartire, il microfono rimane sempre aperto, non sei Monte Live che ne potremo silenziare. Tu un giorno ti sei svegliato e hai deciso e hai detto che tu ti volevi fare la tua strada. Io non volevo fare più parte. Allora ci fermiamo per un istante in TV, ritorniamo tra pochissimo. 2 secondi di pausa. Ah no, non ho capito. Ah ok, allora ritorniamo nel nostro salottino tra pochissimo, perché come abbiamo detto prima e come già sapete, in ogni puntata abbiamo un ospite speciale che arriva tramite il collegamento su Skype, e questa sera devo dire che abbiamo un grandissimo ospite. Noi siamo davvero molto onorati di averlo qui con noi, perché per la prima volta su Bella Radio e su Bella TV c'è anche lui, il grande Ivan Granatino. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, come state? Ciao Ivan. Ciao Ivan. Ciao Ivan. Buonasera e benvenuto. Innanzitutto come stai? Sto bene, grazie mille per l'invito, è un onore per me stare qui per la prima volta su Bella Radio e Bella TV. Voglio ringraziare Rocco e ringrazio tutti quanti voi per l'invito. Sono veramente onorato. Noi ringraziamo te per aver accettato. Siamo felici perché tra l'altro so che a breve la Sicilia ti vedrà come protagonista. Eh sì, finalmente ho avuto modo di cantare in Sicilia, ma non avevo mai avuto il piacere di fare un concerto vero e proprio, e quindi sarò in concerto in Sicilia, farò 2 concerti, partirò da Catania il 15 marzo al Teatro Ambasciatori, e poi ci sarà il concerto al Zappalà il 16 marzo, il giorno dopo. Veramente non vedo l'ora di scendere in Sicilia, perché a parte che comunque è un popolo che amo in modo particolare, perché siamo molto simili, ci accomuna proprio il calore e l'amore che abbiamo sia verso i parenti, ma soprattutto con gli amici, e quindi non vedo l'ora di portare il mio show e di avere la possibilità di fare ascoltare la mia musica, di far vedere il mio live, perché comunque principalmente io sono un artista più da guardare live che da ascoltare su Spotify o su CD. Infatti volevo proprio dire questo, in Sicilia per noi siciliani, catanesi e tutto il resto è un piacere, perché come dicevo tu hai un modo molto particolare, non solo per la tua musica ma anche per il tuo modo di essere, quindi finalmente poter vivere te, la tua musica, il tuo modo, per noi è davvero una cosa importantissima. E volevo ancora dire quest'altra cosa, il 13 di marzo, giusto? No, il 15 di marzo. Scusami, il 15 di marzo e poi il 16. Diciamo che comunque i biglietti già sono disponibili, ci sono le prevendite, c'è proprio Rocco che si occupa di questo, chiunque vuole può rivolgersi direttamente a lui per acquistarlo. Sì. Altro che Ticket One, abbiamo Rocco che comunque è vero, è verissimo, è molto più forte di Ticket One. È vero. Quanto ci tenevi a venire in Sicilia?
Guarda, è una cosa che veramente desideravo tanto, perché comunque il mio viaggio nella musica è iniziato 15 anni fa, sì. Però sai com'è sempre difficile cercare di organizzare concerti, al di là perché comunque un forte seguito in Campania, sì. Maggiormente nel sud Italia, perché comunque sono anni che ci sono persone della Sicilia che mi scrivono: Ivan, quando porti il tuo concerto qui? E finalmente ce l'abbiamo fatta. Ho avuto l'opportunità di incontrare un angelo custode, un po' come Rocco. Siamo riusciti a portare questo show a Catania e a Palermo. Ringrazio anche Pietro Grippo. Niente, mi auguro che ci sarà una bella affluenza per queste 2 date siciliane. Io ho avuto il piacere di collaborare anche con un grande artista che è un vostro figlio, che è Tony Colombo. Abbiamo fatto anche dei concerti insieme, quindi lui mi ha sempre detto: Ivan, la Sicilia, devi fare un concerto in Sicilia, perché comunque è un popolo molto caloroso e non vedo l'ora di provare questa forte emozione. Io ne sono sicura, perché posso dirti che sei molto amato, molto richiesto, soprattutto anche qui in radio e in TV ti richiedono, il pubblico ti vuole bene, quindi sono sicura che il 15 di marzo sarà un grandissimo successone, sia il 15 che il 16, perché la Sicilia ti aspetta e sono sicura che ti accoglierà con tanto amore, e soprattutto non appena finirà già ritorneranno a chiederti: scusa, ma quando torni, capito? Perché poi noi siamo fatti così. Già sta finendo e noi già pensiamo alla prossima. Se c'è un grande successo è l'occasione buona per trasferirmi proprio lì in Sicilia. Noi ti accogliamo a cuore aperto, Ivan. Intanto, se posso lasciare un'anticipazione, il 20 di questo mese uscirà il mio nuovo singolo, che anticiperà il nuovo disco, sì. E lo presenteremo su Bella Radio, e sicuramente sarà in programmazione su Bella Radio e assolutamente. Bella TV. Noi non vediamo l'ora, Ivan, assolutamente. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ti aspettiamo il 15. Se ci vieni a trovare qui in radio, noi saremo davvero onorati, così ci facciamo una bella chiacchierata insieme, ok? Io arrivo il 14 e, come già d'accordo con Rocco, faremo un intervento a Bella Radio, anzi, se mi date la possibilità di dedicarmi qualche minuto in più, così vi racconto un po' la mia storia, tutto il mio trascorso, il mio passato, le collaborazioni che ho fatto, perché tutto, vorremmo sapere tutto. Tanti artisti, da Gigi D'Alessio a Enzo Avitabile, Caparezza, tanti artisti. Ti aspettiamo, Ivan. Franco Ricciardi. Queste sono delle grandi cose che vogliamo sapere. Bella e anche tua, noi diciamo così, quindi ti aspettiamo che sarai a casa tua, ok? Dai, non vedo l'ora. Grazie mille a tutti, ragazzi, per lo spazio. Ciao Ivan. È stato veramente un onore. Ciao, bello. Ci vediamo in Sicilia a Teatro Ambasciatori il 15 marzo e il 16 marzo al Teatro Zappalà di Palermo. Grazie a Ivan Granatino. Ti volevo dire una cosa, Ivan. Ma da tagliato come video, ti sei guardato il mio video che mi registi rap? Allora, Rocco, da quando ho visto il tuo video sei diventato, prima eri un fratello, un amico, ma da quando ho visto il tuo video sei diventato il mio idolo. Ho scelto il tuo genere. Diversi ma simili. Ho scelto il tuo genere. Ciao Ivan. Ti aspettiamo, grazie a Ivan Granatino. Un bacione da Catania. Ciao Ivan. Ciao, un abbraccio forte. A te. Noi ringraziamo Ivan Granatino, questa è stata davvero una sorpresa bellissima. Giorno 15, come avete ben sentito, ci verrà a trovare insieme a Rocco, lo conosceremo meglio, ci racconterà un po' di lui e della sua musica. Adesso però, ritornando qui, prima di continuare il dibattito, mi è venuta in mente una cosa. Ora lo finiamo. Volevo dire, perché ci sono sempre frecciatine, gelosie, è sempre un patatacche, chi si sente chi, e io sono più importante di te, tu sei niente, tu sei quello. Lidia ha fatto una canzone, così facciamo stare zitti un po', che io vorrei presentare, perché ancora qui non l'abbiamo presentata. No, è uscita oggi, ragazzi, quindi in anteprima, perché è uscita da quante ore, raga? Io le aiuto. Alle 2:30, alle ore 14:30. Alle 14:30. Quindi, ragazzi, ancora fresca. Lidia, vai al centro del palco, che insomma noi adesso vogliamo sentire proprio il nuovo brano, che ricordiamo come si intitola? Ma quale diva?
sei tu, dove sono io? Parli, ma sei solo fumo. Credi di essere su, io ti vedo giù. Se rimasta da me nella luce. Amo te vedo troppo convinta. Per è buono non ci vedo niente. Si bugiate brutte sceme e finte. Gelosa di me. Vicino a te non sento una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. Vicino a te non sento una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. La convinzione sai, rende ridicoli. La verità che sei rimasta dietro secoli. Tu non parlare dai, ora dimostrami. Non mi guarda perché tu sai che ti faccio morire. Vicino a te non sento una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. Na na, na na na, na na. Sentiamo buona, tu casi leona, proprio leona, leone da schiera. Ma qua vicino tu non sei nessuna, tieni paura pure all'ombratoio. Parlo sempre me, può far credere che alla fine tu sei superiore. Ma una gomma a te, se può favore, ma sa da favore a un dottore. Se mi vedi io lo so che ti nascondi, dimmi perché da vivo tu non mi affronti. Ti distruggo solo in pochi secondi, ma chi cazzo sei? Vicino a te non sento una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. Vicino a te non sento una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. La convinzione sai, rende ridicoli. La verità che sei rimasta dietro secoli. Tu non parlare dai, ora dimostrami. Non mi guarda perché tu sai che ti faccio morire. Vicino a te non sento una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. Vicino a te non sento una star. Sei cattiva ma quale diva? Ma che tiene a tu paragona? Invidiosa, infame e gelosa. Ma quale diva? La canzone di Lidia, uscita oggi alle 14:30. Andatela a guardare, ricordiamo il canale dove la potete trovare. Su S Music. Quindi mi raccomando. Allora è arrivato Dario. Dario. Oggi c'è Mary, ti volevo dire una cosa. Dimmi. Io lunedì prima delle ferie, settimane diciamo, fa, quando siamo stati prima di Natale, in onda, avevo detto che ci veniva a deliziare una persona. Bar Termini di Alessandro Termini, perché il nostro ruolo è alle Pareni. Vieni qua. Il nostro motto è alle Pareni ed ecco qua. Alessandro Termini. Vieni qua. Vieni del bar, ristorante Termini. Cosa sono? Allora Ale, vieni qua. Ale lo conosciamo, insomma. Prestagli il microfono che io un attimino vado. Il nipotaste. Ecco. Pane condito. Meglio pane conzato, ragazzi. Per me a trasmissione finì qua. Possiamo andare? Volevo dire una cosa importante. In collaborazione con il panificio Bucchieri, va bene? Ci salutiamo così. Non Barebbe, potete dire magari 6-7. Abbiamo. Basta che si mangia. Capottate un cibo. Perché siamo tutte deperute. Il Bar Termini, che comunque è anche uno dei nostri sponsor, l'abbiamo menzionato e rimenzionato, ma ricordiamo dove vi trovate? Piazza Calabetto 22, Catania. Mentre il panificio Bucchieri dove? Viale Librino, numero
Sei. Vieni qua, Ale, adesso noi facciamo vedere una delle bellissime meraviglie che voi fate, lo apriamo. Madonna, lo voglio fare vedere in TV perché è giusto. Cibiglia, tu dai il microfono, a me la pane. Aspetta, fai vederlo in TV. Vuoi fare la foto? Già si vede. Ok, facciamo la foto, raga, mettetevi. Tutti con pane con sale. Vieni qua. Vieni qua. Ma io posso mangiare allora? Ma lì voi si pigliavo. Mettetevi tutti in posizione foto. 1, 2, 3. Ragazzi, guardate per favore. Ragazzi, storico. Ragazzi, la cosa grave è che comunque mentre c'era la foto ti entrava tutto l'odore dentro il naso, capito? Ale, oltre il pane condito, cosa si può? A che ora apre il Bar Termini? Non ce lo dà Rocco? Stai buono. Ciao ragazzi, ne vedremo il prossimo lunedì. Aspettate che un attimo facciamo spiegare dove si trova il Bar Termini e tutto quello che si può trovare. Allora, apre la mattina alle 7? Alle 7 iniziamo con la colazione, cappuccini, tavola calda e poi verso le 11 incomincia il braciere, dove facciamo carne arrosto, pesce, poppette di cavallo. Ragazzi, si mangia meglio di mucco, nel ristorante. Comunque potete andare anche a prenotare, in questo caso abbiamo mostrato il pane condito, ma trovate le pizze, trovate insomma tutto quello che volete. Quindi andate dalla mattina a fare colazione fino alla cena al Bar Termini. Sì. Grazie. Per chi ci sceglie. Sempre, grazie Ale, noi ti ringraziamo. Grazie al panificio Bucchieri pure. Esatto. In via Librino. Ringraziamo tutti, ringraziamo i nostri sponsor, in questo caso il Bar Termini, che questa sera ci ha portato la cena. Dopo la puntata ci sarà la live aperta mentre andiamo a mangiare, quindi vi faremo vedere tutto quello che c'è. Mangia. Quindi rimanete collegati con noi. Ale, noi ti ringraziamo. Grazie a voi per la vostra ospitalità. Buon proseguimento, divertitevi, mi raccomando, andate sempre avanti così, che stiamo andando forte. Un bacio ad Enzo Termini, ragazzi, che ha fatto una canzone che è meravigliosa, e io sono la protagonista della. Ne parliamo. Sì, l'abbiamo sentita in radio tante volte, abbiamo visto il bello di Lidia è che non si avanza mai sta cosa, mi piace. Grazie Ale, grazie. State buoni, voi non andatevi a chiarire senza di noi. Come funziona sta cosa? Senza chiarimento, senza di noi. Allora, riprendiamo posto. Allora, dove andremo finalmente? Perché la canzone di Rocco è uscita. Abbiamo aspettato 3 puntate prima di presentarla. Finalmente alla quarta la andremo a presentare. Volevo andare, avevate ancora qualcos'altro da dirvi, giusto? Così andiamo anche con voi con il chiarimento. Volevate dire qualche altra cosa? Se così alla zia era l'unico tassello che si doveva completare. Sì. Se la zia le vorrà accettare o se lui vorrà fare un il video. Almeno. Già scritto di no? Sì, già la Zirene ha una parola sola, ha detto che vuole il video, ma io però penso che comunque quando vengono di cuore sono ancora più belle in questo caso. Comunque in ogni caso l'ha fatto anche live, arriverà il video, però l'hanno sentito tutti e io credo che non c'è una scusa più bella di quella, questo anche come insegnamento a chi ci segue, ragazzi, non c'è cosa più bella di scusarsi pubblicamente in modo spontaneo, a prescindere da video o non video, questo nella vita sempre, quindi complimenti anche Umberto per i gesti, perché quando si capisce magari che si va oltre è sempre bello, perché mai tirare in mezzo la famiglia, come in questo caso a quanto ho capito, rendersi conto dei propri sbagli è una cosa bellissima. Questo si deve fare sempre, a prescindere da ogni cosa. Allora, volete dirvi perché c'era Lidia che mi aveva detto che aveva bisogno di dire perché io giustamente gli ho detto, per me una mattina ti sei svegliato e hai deciso tu di fare il tuo cammino. Se vuole dare lui la sua spiegazione lo può dare, io penso che sia questo. No, io dico solo che senza fare un torto a nessuno ho solo deciso di uscire da certe situazioni, basta. Ok. Quindi pace fatta con tutti ragazzi, in modo che così non ci saranno più cose. Parlate ora o non parlerete mai più. No, sto scherzando. Voglio sapere Rocco, tu che hai da dire? Niente. No, che hai da dire? Io so che hai fatto una canzone che subito fu una cosa pazzesca. Salva sta scioccato. Quella ora la facciamo in chiusura. Io la feci più giuditta. In che senso, Rocco? Che è una piccola diavoletta. Caso sapevi che era come nuovo? Bosse fasolle. No, se sapevo che era come me, ciuffatura, ciuffandina napoletana, la salutiamo. Neanche l'avrei attacca manco menzionata. Anzi, ci dicevo, posso approfittare per dire
Cioè, approfitto anche di questa cosa per dire che con Samantha privatamente abbiamo avuto delle chiamate, abbiamo parlato, Samantha si è scusata più volte nelle live capendo il gesto, perché non c'era niente, noi non avevamo fatto niente di male, ma comunque ha chiesto scusa, io ho accettato le scuse, anche perché comunque determinati rapporti non si dimentico. Un'altra cosa che dico direttamente, anche se già l'ho detta, che grazie al video che fece Umberto quella mattina, io e Jessica abbiamo riparlato al telefono, quindi comunque ci stiamo dando un attimo, ci stiamo cominciando a confrontare di nuovo per capire. Parlo dopo. Cioè vabbè. Stai capendo che siete ammazzate con mezza Sicilia? No. Noi, cioè loro con noi. Con chi ti ammazzaste? No, però sai che cos'è il Rocco? Che quando TikTok è anche è soprattutto questo. Io vedo quando entro da Lidia. È un social, è vero. No, ma io vedo che chiuda i chiappi. E chi sale la live, ma come sta no, però sai che cos'è che voglio dire? Nel momento in cui uno fa un'azione che poi comunque se ne pente e poi comunque col tempo capisce che è stato uno sbaglio e chiedere scusa è anche bello, e molte volte dovremmo essere anche un po' più adulti a dire ok, hai capito il tuo sbaglio, accetto che tu me lo stai dicendo. Infatti l'ho detto la prima volta che te lo sento dire, Jessica, e questa cosa mi ha fatto anche piacere, perché fondamentalmente dietro non c'era niente, cioè non c'era una motivazione, quindi va bene così. Io voglio dire, ne approfitto nella canzone che uscirà a breve, che tra l'altro ringrazio Sonny DJ per aver registrato e fatto l'arrangiamento. Che questa sera non abbiamo potuto presentare perché non essendo ancora fuori, esatto, non l'abbiamo presentata per questo, ma arriverà a breve, perché è nata qua dentro, raga, io ho sentito tutto. E alla fine della canzone io dico che TikTok è nato per portare un sorriso alla gente che all'epoca era chiusa in casa, no? E tutt'oggi porta dei sorrisi a gente che è chiusa in casa. Ma anche chi è in un momento di depressione, insomma, esatto, comunque cose. Nasce per portare dei sorrisi, no? E siccome la vita è un attimo strappata all'eternità, io dico usiamolo nel modo per cui è nato, solo questo. Voglio dire solo una cosa, io saluto zio Alfio, okay, che ieri è stato male. A proposito di questo, Umberto, ieri lo so, il live è stato male. E quindi grazie a TikTok delle belle persone come Dinuzzo, come Emily e altre persone, e soprattutto Lidia, perché lo devo dire, subito. Ci siamo aiutati, quindi TikTok è anche questo, sì, vero Lidia? Deve essere questo, ragazzi, perché questi ragazzi sono dei bravi ragazzi, ma purtroppo TikTok molte volte ti fa salire quella cosa è così comunque. Quindi chiarirsi è una cosa bellissima, ragazzi, perché la vita è altro, la vita di fuori è altro, ok? Poi magari se tu non vai d'accordo con una persona non devi per forza andare d'accordo, ognuno si fa la sua strada, però la vita è altro. E ieri ne abbiamo avuto la dimostrazione, perché eravamo, vero Lidia? Eravamo tutti live, sì, tutti. Ok. Esatto, quindi viva la pace. Volevo dire un'ultima cosa. Umberto, racci che avrà a casa, perché la prossima canzone Satana arrivo si chiama. Non fa lotta è fare. Dico, però vabbè. A casa a mare. A tutto si trova una soluzione. Va bene ragazzi, allora noi adesso purtroppo siamo arrivati al termine, anzi andiamo tutti all'impiedi, venite tutti al centro del palco di Bella, tanto abbiamo il TikTok principale che ci segue. E andremo a concludere è una nuova parola nota da oggi nel vocabolario milanico. Dicevo, andremo a concludere con la nuova canzone di Rocco che finalmente questa sera potremo presentare. Voglio ricordarvi che la replica andrà in diretta mercoledì, quindi dopodomani vedrete la replica alle ore 21 sempre su Bella TV, e che ovviamente da domani la potrete trovare anche in diretta sul canale YouTube di Bella. Quindi se non l'avete vista bene, se vi siete persi qualcosa o semplicemente se avete voglia di riguardarla, basta andare sul canale di Bella TV. Lì c'è la playlist Agumacca dove troverete tutte le puntate che ci sono state fino ad oggi. Voglio ringraziare come sempre tutti i nostri sponsor, andiamo ad elencarli ad uno. Allora ringraziamo Cirincione, poi ringraziamo il Bar Termini e ancora abbiamo Bevande Luxuri. E poi Rametta, il nostro Enzo Rametta. Un bacio grande a Enzo Rametta. Ragazzi, prima di chiudere volete dire qualcosa? Io volevo salutare. Viva lo Scucitatos. Volevo fare 2 saluti a Giovanni Giuffrida, caro amico mio, e a Cristian Paternò. Lidia? Io sempre i miei figli adorati e la mia famiglia.
io volevo salutare i miei amici che ci seguono, mia mamma e mio papà che sono a letto con l'influenza. Brutta Umberto con l'influenza! No, io invece volevo ringraziare tutto il mio rullo che è stupendo e tutte le mie zazzamite, i miei Geco. Ok, ragazzi, Zampiero, Irene? Loro lo sanno, i nostri figli che sono a casa. E la zia Irene. Un'ultima cosa, e ci tengo a dirla, ragazzi, il rullo ha premiato Umberto perché viste che aveva 2K di monetini. Ma chi da cavuscavo io perché la e via no, per favore che ci fai sì. tutto è iniziato da là, tutto è il 30%. prendi in percentuale, tutto è iniziato perché io facevo le live, lui saliva e il suo guadagno andava in ma tu ti mangi l'usura sopra il tu tranquilla. Giuro, è iniziato per questo. È la strunzata, raga, fate l'amore, non fate la guerra, no, la pace, l'amore che rende tutti più dolci. Il 30% a lui gli pesava, capito? Io a questo punto auguro a tutti la buona serata, noi ci vediamo lunedì prossimo con Agumacca per la nuova puntata. Su TikTok resteremo live per farvi vedere anche Uccidato offerto dal Bar Termini. E noi adesso andiamo a chiudere con il brano del nostro Rocco. Buona serata a tutti, ciao, a lunedì prossimo. Diversi ma simili, diversi ma simili, diversi ma simili, Hai ragione, in fondo sei me stessi, tu ti camuffi brava femmina ma ti scama e turisti, tu dici a mia non mi togli e io ti dico invece le donne ci sono delle tarocchi, a tutta brava gente che di te si preoccupava e senza neanche accorgersi magari ti pavava, tu ci leggevi i gatti parlando del destino ma non dicevi niente se non c'era l'eurino, ma tu per mia resti una brava carusa, tu stai vicini mia e picchi viva a Siracusa, adesso tu lavori vendendo le borse e per comprarle in fretta la gente fa le corse, li trovi Gucci e Prada, Louis Vuitton e Fendi, ma picchi non giurisci a non malunente, tu ami gli animali, cani e gatte e tartarughe, mi faccio una risata e mi spuntano le rughe, diversi ma simili, diversi ma simili, diversi ma simili, povero Peppe che tutti i cosi si accollava e poi più colpato quando parole zumbottava Domenzo do Guttiglio, un dame live TikTok qui Irene e qui Giampiero non ti pareva vero, faranno tutti i chibbi che tu hai combinato quando senza rispetto i cristiani hai consumato, ma poi un bel momento senza nessuna scusa ti sei decisa finalmente a chiedere scusa, ricordato che inciuta finiste proprio da arero cagno re panini tutta dispiaciuta, areta giù muretto fatto di cemento, l'abbiamo battezzato il muro del pentimento, ma l'importante è che ora tu capisti e di tutti sti cosi tu te ne pentisti, i cristiani di sto mondo in fondo non sono santi e tu sei come a mia e come a tutte quante e ora vieni qua che ci dici sti scusa, ma io sapevo già che eri una brava carusa, io sogno di Catania e tu di Siracusa, ma pensandoci buono siamo quasi la stessa cosa, diversi ma simili, diversi ma simili, diversi ma simili, diversi ma simili.